Per concludere questo tour ho un panorama d'eccezione, il Golfo di Napoli. E per il mio ultimo appuntamento sono a Mergellina. Andiamo, come on! Sono Donato e ho 43 anni, sono sposato con Rossella e ho 4 bellissimi figli. Mestiere faccio il salumiere. Sono diventato famoso facendo dei video su TikTok, preparando dei panini squisiti. Il mio trend è con mollica o senza. In casa siamo dei veri cultori della cucina napoletana. E dovevo portare per forza Ahmed da Pasqualino. Ehi Ahmed! Uè, Donato, fratello, come stai? Bene, bene. Allora, dove mi porti a mangiare? Ti porto a mangiare da Pasqualino che cucina la tradizione di mare. Oh, quindi ci mangiamo un po' di pesce? Eh sì, andiamoci, Andiamoci, no, vai. Vieni Ahmed, vedi qua si mangia bene. Da Pasqualino? Sì, sì. Uè, Nando! Uè, carissimo Donato! Tutto a posto. Tutto bene, come stai? Ci ho portato un'amica. Wow, un onore. Non è Vai. mio, piacere, Ahmed. Ragazzi, accomodatevi, vedete qual è Va il tavolo bene, che ti piace, lo andiamo, sai. andiamo. Senti, Nando, prima che ci accomodiamo, io voglio sapere la storia di questo locale. Mi devi dedicare 5 minuti. Vieni con me, è un onore. Andiamo. Allora, Nando, ma da quanti anni hai aperto questa attività? Allora, questa attività è aperta dal 1898, alla bellezza di 125 anni. Il fondatore è Pasqualino. Pasqualino ha iniziato a fare le pizze fritte e così abbiamo iniziato questa attività. Poi Pasqualino ha avuto una figlia, anzi vari figli. Era la figlia che ha portato avanti questa attività è donna Luisella, che pensa dai 6 anni che aveva fino a 102 anni è stata in questo ristorante e faceva di tutto. Wow. Donna Luisella, il pupillo preferito, nipote di donna Luisella, era Salvatore Russo. Salvatore Russo adesso attualmente è il proprietario di questo ristorante e quindi gestisce tutto lui. Ma senti una cosa, ma voi qua fate cucina tipica napoletana? Essendo vicino al mare, noi facciamo cucina tipica napoletana a base di pesce. A base di pesce? Sì, a base di pesce. Aspetta un attimo, mi sto preoccupando un po', lo sai perché? Donato, che mi ha portato qua, Dimmi. diciamo vuole un po' risparmiare, per Sì. 25 euro a testa, Sì. tu cosa ci fai mangiare? 25 euro a testa che ti faccio mangiare. Allora, iniziamo con un grande antipasto Nandus. Questo antipasto Nandus è un vassoio dove c'è insalata di mare con polipo, calamari, gamberetti e cozzi, alici marinate, salmone marinato, bannera marinato, zeppolina, bruschetta e il satè di cozze e vongole. E poi ti faccio fare anche un bell'impepatone di cozze, bello, pieno di pepe e limone. Come primi piatti ti faccio fare un grande scialatirlo ai frutti di mare, bello, cremoso, bellissimo. Poi come secondo ti faccio una grande frittura di gamberi, calamari e paranzella, una grande insalata bella piena di limone e olio, una grande bottiglia di Fiano di Avellino ghiacciata nel suo glass con ghiaccio, dolce, limoncello e caffè. Nando, già mi hai aperto lo stomaco, credimi, mi vado ad accomodare. Vai! Bello sto passato, no? Bellissimo, mamma mia. Siamo pure vicino al mare. Voilà, Oh, wagyu. marinato? Wow, buon appetito. Grazie. Bellissimo. Donna, inizierei, eh? Vai fratello, va. Allora, la liscia, un po' di salmone, un po' di insalata di mare,
La posso provare? Posso Bel provare? gambero, vai, prova, prova. Vabbè, io mangio direttamente qua dentro. No? Bellissimo. Oh, è pure umare in bocca. Bello? Ottimo. Vediamo, vediamo. Buonissimo. Quello è buonissimo. No, per il momento veramente non male. Buonissimo, tutto buonissimo. Tutto Il marinato eccellente. Il salmone. Calamarelle Oh. fritte. Satè di cozze e vongole, Bellissimo. ok? E grande impepatone di cozze. Mamma mia. Vai. E vai, ora, Come ora, si vede che siamo a Napoli, oh. Bella. Bellissimo. Ci buttiamo. No, no, io partirei dalle Aspetta però. Prima fare un brindisi a questa serata. Vai, ci sto. Alla tua, no? Alla nostra amicizia. Eppure che stai bene. No, io inizierei. Che mana? Ma sì, stiamo a Napoli. Una patatina. Bellissimo. Frittura eccellente. Bella croccante croccante. Bello, bello veramente. Bella crunchy. Hai scelto proprio bene, amico mio. Bellissimo. Un dolce che le care. A vedere. Donato, ti voglio chiedere una cosa, proprio una curiosità mia personale, ma Dimmi. come hai iniziato a fare sti video con mollica, senza? Come? Ah così, per gioco. Ho scelto una fotografia, ti ricordo e l'ho pubblicata. Ah, Poi abbiamo iniziato a fare delle colazioni. È nato il personaggio con mollico senza. ho capito. Prima di preparare il panino ho chiesto alle persone come lo preferite il panino, con mollico senza. Diciamo, è frutto del caso, però il caso ha voluto che tu sfondassi. Bravissimo, che diventasse famoso. Sono le storie migliori queste qua. Ho avuto fortuna, Ma la fortuna aiuta gli audaci, fratello mio. è vero, è vero. Però ti posso dire che ho tanto amore verso questo lavoro. Si vede, si vede. Si vede da come fai i panini, da come parli con la gente, l'amore che trasmetti per il cibo. Si vede. Ma poi lo sai cosa mi fa morire di te? Quando stai facendo il panino e ti vedo mangiucchiare, cioè là. Ma io tengo sempre fame, sono goloso. A chi lo dici? No, ma devo passare un po' di pane. Come no? Con mollico senza. Con mollica. Sì, fratello, Per me è un'abitudine. Che a me mi piace azzuppare. No, ma toglimi una curiosità. Tu qua sei un abitué. sì, come Cioè ci no? vieni spesso, sei di Sempre, casa. Sempre. Ma con chi vieni sempre? Con mia moglie, con i miei figli, con degli amici. Cucina benissimo. Diciamo che ti trattano da re perché tu qua sei proprio di casa. Sì, come no? Siamo proprio amici con Nando. Donna, frittura di gamberi, calamari e paranzella. Bello limonavo. A te l'onore. Vai. Vai, apri le danze. Ok, Pronto, no? vai fratello. Vai fratello, vai. Alla tua. Salute. Croccantezza giusta. È crunchy, E cavolo e fresco puro. è vero. Calda e fresca. La Contrasto. qualità. Bellissimo. Contrasto caldo-freddo.
Una ranzella buonissima. Mi voglio interrogare questo gambero. Pure io ci ho fatto la stessa pensata tu. Me lo voglio interrogare. Però la frittura sa da mangiare sempre e solo che in mano. Sempre. Con la forchetta perde proprio di sapore. È vero, hai ragione. Cotta, però secondo me sarà Abbastanza, buonissima. abbastanza. Faccia così qua. Certo, certo. Qua ci vuole un bello brindisi a sta frittura. Concordo. Alla A tua. te. E pure il vino ci sta. È bello ghiacciato. Bello. Come ci avevano promesso. Ora che mi mangiare più. No, penso che sia arrivato il dunque, sia arrivato il momento del dolce. Ci siamo. Stiamo aspettando, vediamo. Comunque il posto Tieni è qualche bello. idea tu? Ma Grande papà. oh, E 1, 2 e un grande bicchiere di limoncello e ghiaccio. Vedi? grazie. Bene. Grazie. Quando dice Napoli, dice babà. Babà. Questo lo metto nella top 3 dei miei dolci preferiti. Bellissimo. Pastiera, sfogliatella e E babà. babà. Alto livello. Vediamo con me. Vediamo come. Bello. Bello, bello, bello. Bella bagna. La rumma c'è. Bella bagna. Non è troppo zuccherata né troppo alcolica, è giusto. Giusto. Prima capico. Come si dice a Napoli, la capoccia. Donna, ti ringrazio che mi hai fatto scoprire questo posto. Grazie a te e a questo bel posto. Sono contento che ti piace. Alla tua. Limonciamo. Bello, fritto fritto. Ghiacciato. Bello. Pure un bicchiere è bello. Bello bicchiere. Bicchiere importante. Donato, tutto bene? Ragazzi, tutto bene? Come sempre tutto bene. Perciò Benissimo, vengo qua. Benissimo. Grazie, grazie ragazzi. Ho proprio ritrovato la tradizione napoletana in questi piatti. Grazie. Ti ringrazio. Anzi, ringrazio Donato che pagherà questa cena, offri tu, Donato. Come minimo. Va bene. Ti ringrazio, fratello, è stato un piacere. Oh, Grazie caro, Nando, è stato un grazie, piacere. gentilissimo di avermi onorato. Buona serata, ciao. Ciao, aiuto. E io pago. Già. Tocca a te. E io pago. Il nostro viaggio a Napoli termina qui. Come prima tappa siamo stati alla Cucina Mamma. Lì ho ritrovato la vera tradizione, quella delle mamme napoletane, quella vera. E lì è come mangiare la domenica a casa di tua madre. È perfetto, passione e amore nei piatti. Come seconda tappa siamo stati da Ubraciolo a Cercola. Ragazzi, da Ubraciolo sembra di fare un tuffo indietro nel passato, negli anni 80. Clamoroso. Ogni angolo di quel locale sa di storia, ogni piatto è tradizione. Come terza tappa invece siamo stati a Tavernetta Vittozzi. 5 sorelle, 5 figlie che cucinano per te con l'amore di una mamma. Ragazzi, è perfetto. Ogni piatto ti riportava a casa da tua mamma. Come ultima tappa invece siamo stati da Pasqualino. Ogni piatto aveva l'odore del Golfo di Napoli. Ragazzi, è stato un viaggio assurdo. Ciao fratelli! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking.
Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.